Tagli su 208 prestazioni con i medici di base che in confusione totale. Allora lei fa una proposta al ministro, si rinuncia al decreto, si incarichino le regioni di gestire il tutto. Sì, mi chiedo, posso farle una domanda? È atipico, Sì, no? Che sì, l'intervistatrice venga faccia. intervistata. Ma dove sono finiti tutti i premi Nobel che hanno rotto le palle, mi lasci passare l'espressione, alla regione per l'azienda zero, per le ULSS? Io mi indignerei per il fatto che 208 esami i cittadini bellunesi, piuttosto che trevigiani, veneziani, vicentini, insomma veneti, Sì. devono pagarsi se li vogliono fare. Questa a me sembra una tragedia. Non sto lì a discutere se c'è un direttore generale o due direttori generali in provincia di Belluno piuttosto che in provincia di Treviso o in altre province. Mi chiedo, ma dove sono finiti? 208 esami, aprono bene le orecchie quelli che ci ascoltano, 208 esami che fino a ieri si facevano senza pagare, pagando il ticket e robe normali, che oggi sono ritenuti esami da non fare rispetto ad alcuni parametri. E addirittura i medici puniti se li prescrivono ai loro pazienti. A questo punto andiamo davanti a un computer e il computer ci dirà cosa fare, che malattie abbiamo, che insomma dai, è la fine, no? Sì, e paghiamo davvero. questo conto perché una strage di regioni in Italia non è virtuosa, spreca, e il pasto in ospedale da me costa 6 euro al mese, in giro per l'Italia costa 60-80 euro, e io, siccome quelli lì non li vogliono fargli abbassare il prezzo del pasto in ospedale, io devo dire ai veneti di non curarsi più. Ma dai, ridicoli. Sì, davvero. Poi è anche preoccupante perché sembrava un diktat proprio così, ma buttato giù a regole, no? Cioè Ma sembrava. guardi, che si debba risparmiare, io sono il primo a dirlo, sono assolutamente solidale con non solo il ministro Lorenzin, con tutti i ministri, anche Sì. perché si vedono i conti che non tornano rispetto alla malagestio della sanità di alcune regioni, ma tu non puoi andare a chiedere a chi governa bene la sanità, a chi ha i conti in ordine, a chi ha la spesa pro capite più bassa d'Italia, a chi ha la spesa farmaceutica più bassa d'Italia, di essere trattato come quelli che sprecano. Caino non è come Abele, Caino non è come Abele. Caino va punito e Abele va premiato. Senza parlare di tutti quegli assenteisti, ho letto su Facebook di quell'ospedale del sud, 800 erano. No, beh, Sì. è la ciliegina sulla torta, non è che è una storia che potremmo fare una Treccani con riempire una libreria di storie di malagesti di alcune regioni. 800 rotti Ma assenteisti. la verità, ci sono delle regioni che hanno le apicalità, faccio un esempio, i Sì. primari, no? Sì. Non so, c'è il primario di geriatria, ce n'è uno ogni tot abitanti nelle regioni virtuose. Bene, se il Veneto cuba un primario di geriatria, dico delle cretinate per fare un esempio, uno ogni 100.000 abitanti, ci sono regioni che ne hanno 50 ogni 100.000 abitanti. A voi sembra una roba normale questa? No, Dai. è folle. No, questo Il Veneto veramente. cura bene i suoi anziani, metti poi, sempre Sì. nell'esempio virtuale che faccio, il Veneto Sì. poi magari cura bene i suoi anziani, e chi ne ha 50 volte di più di primari magari esporta anche gli ammalati perché non riesce a curarli. Dai, questo è ridicolo. Veramente una situazione così, insomma, che tra l'altro preoccupa perché poi la gente si deve tener conto anche di quanti anni ha, le persone anziane che vanno, che non capiscono tutta questa burocrazia, magari si I sentono cittadini negare. vanno curati, i cittadini vanno Sì. curati, i cittadini vanno curati ed educati. Bisogna far capire, a me è capitato di pazienti che vedono le loro schede, hanno 6 risonanze in un anno, ma se le fanno perché guardano troppo la TV e fanno il medico fai da te. Sì. Però questi sono casi isolati, la verità è che i cittadini sono persone per bene, ascoltano il loro medico, non è vero che i cittadini sono tutti degli esagitati che si fanno 5 analisi del sangue all'anno, ma presentateceli questi che fanno 5 analisi del sangue all'anno, ce ne sarà uno ogni milione che magari è ipocondriaco. I cittadini ascoltano il loro medico di base, il medico di base è l'unico che è titolato a decidere. Guardi, ti difendo io i medici di base che ci ho litigato veramente tanto, però penso che i medici di base siano un presidio fondamentale nella sanità del Veneto, Vero. almeno in quella del Veneto, poi in giro per l'Italia non so.